A fianco a me c'è il presidente di INSIEL, Simone Puksic. Noi riusciamo a fare questa diretta fondamentalmente grazie al Piccolo che ci ha ospitato sul suo portale, infatti sta avendo un grandissimo riscontro, e grazie ovviamente a INSIEL, che è il partner tecnologico di questa Bavisela 2015. INSIEL, presidente, è il braccio operativo tecnologico della regione Friuli Venezia Giulia, un braccio tecnologico importantissimo sia per quanto riguarda il momento attuale, dove senza la tecnologia non si può fare nulla. Grazie a questo strumento il Friuli Venezia Giulia riesce ad essere anche all'avanguardia rispetto alle altre regioni d'Italia, lo possiamo dire, non è piaggeria, sono dei dati per quanto riguarda l'informatizzazione di tutta la rete Friuli Venezia Giulia. Esattamente. Niente, io intanto ringrazio diciamo, dell'ospitalità e Grazie INSIEL invece, grazie INSIEL. Quando ci hanno chiesto se eravamo disponibili a fare questo servizio di diretta streaming, chiaramente abbiamo dato subito la nostra disponibilità, perché l'idea che c'è alla base di questa azienda, di come vuole cambiare, è di un rapporto sempre più di prossimità, sempre più vicino alla comunità, in particolar modo alla comunità triestina, e siamo qui oggi, ma anche a quella del Friuli Venezia Giulia. Prima alle mie spalle c'era un banner con 4 parole che sono un po' i 4 pilastri che abbiamo nel nostro percorso di cambiamento, e sono trasformazione, quindi un'azienda che vuole trasformarsi nel modo in cui eroga i servizi al cittadino; semplificazione, quindi servizi sempre più fruibili, sempre più a portata di click, anche utilizzando nuovi strumenti che sono i dispositivi mobili, che sono quindi gli smartphone, i tablet, piuttosto che i computer che ognuno di noi ormai usa nel quotidiano, sia a casa sia sul lavoro. La terza parola d'ordine che abbiamo, il terzo pilastro, è innovazione, quindi un'azienda che vuole tornare, ricordiamo che questa azienda è nata nel 1974, quando l'informatica era praticamente qualcosa che si respirava nell'aria, non si capiva ancora bene che cosa fosse. Io avevo 2 anni, lei probabilmente non era nato. Io non ero neanche nato ancora, io non ero neanche nato, e quindi un'azienda che vuole portare la frontiera dell'innovazione digitale presso i cittadini, presso tutti i servizi che noi stiamo facendo in questo momento, sia diciamo che eroghiamo sia alla regione, sia agli enti locali, sia a tutto il sistema della sanità. E la quarta parola chiave che abbiamo è comunicazione. Ecco perché vogliamo comunicare, vogliamo raccontare in maniera puntuale quello che facciamo, sia attraverso il nostro sito, che invito tutti i nostri telespettatori a visitare www.insiel.it, sia attraverso i nuovi canali social che abbiamo aperto da qualche mese e che registrano un tasso di partecipazione fortissima. Quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook di Insiel e anche al profilo Twitter, a seguirci su Twitter. Abbiamo aperto anche una pagina su LinkedIn che ci serve, diciamo, per raccontare ancora meglio quelle che sono le attività e tutti i servizi che facciamo. Ne cito alcuni, giusto a titolo esemplificativo. INSIEL sta portando avanti da qualche anno, e quest'anno si concluderà, un progetto che punta a posare quasi 1700 km di fibra ottica in tutta la regione, e entro la fine dell'anno questo progetto, che si chiama Hermes, si concluderà e sarà l'infrastruttura di telecomunicazioni pubblica più grande d'Italia. Eroghiamo moltissimi servizi, ad esempio ne abbiamo consegnato. Ecco, questa cosa che ha detto è molto importante, no? Perché l'Italia, diciamo, risulta essere sempre un pochettino indietro rispetto ad altri paesi per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche. Il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia la prima regione d'Italia ad avere questa importante infrastruttura conferma quello che abbiamo detto proprio a inizio intervista, ossia, a parte il risultato, ma proprio l'attenzione a tendere verso il risultato. Allora, oggi c'è da fare questa premessa. Oggi la pubblica amministrazione affronta un periodo nel quale ha sempre meno risorse. Siamo in spending review, quindi si cerca di ridurre i costi diciamo, sotto ogni profilo. Oggi il driver che ha a disposizione la pubblica amministrazione, l'elemento che può utilizzare per semplificare la vita ai cittadini, per essere più competitiva e per arrivare in maniera più diretta e quindi anche abbattere i costi, è il digitale. Da questo punto di vista, ecco perché INSIEL è l'azienda più strategica in assoluto della regione. Ricordiamo che è un'azienda che conta quasi 700 persone, che eroga servizi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che è funzionale proprio alla regione Friuli Venezia Giulia, che si è candidata pubblicamente ad essere la regione più digitale d'Italia,
proprio in questo percorso che la vede, direi, una tra le protagoniste. Diversi personaggi e anche protagonisti a livello nazionale sono proprio del Friuli Venezia Giulia. Ne ricordo due che sicuramente tutti i nostri spettatori conoscono. La Presidente Deborah Serracchiani è la rappresentante per le regioni e le province autonome proprio sul tavolo per l'agenda digitale, e l'assessore Panontin da qualche settimana è stato nominato il rappresentante nella conferenza Stato-Regioni su un tavolo in materia di innovazione digitale. E quindi la regione, che ricopre già, direi, un ruolo importantissimo a livello italiano, anche all'interno dei suoi confini vuole essere proprio vicina e prossima al cittadino in ogni aspetto della sua vita. Presidente, lei sicuramente avrà seguito il live streaming per vedere se tutto funzionava a dovere, sia per godersi la gara. Il prossimo anno io direi che il prossimo anno siamo sicuramente on board assieme agli organizzatori della Bavisela, della città di Trieste, e quindi immagino che diventeremo un partner qualificato sempre più. Ma l'intervista la faremo con un pettorale, però. Probabilmente la faremo con un pettorale, speriamo di arrivare nelle prime 3 posizioni. Le faccio l'ultima domanda. Già ci ha detto tanto di quello che sta facendo l'Insiele e ci semplifica la vita ai cittadini, a tutti noi, e spesso ovviamente non ce ne accorgiamo, ma dietro le nostre spalle c'è qualcuno che pensa alla nostra facilità e migliorare quindi la qualità della vita. Gli obiettivi futuri? Gli obiettivi futuri sono rendere l'azienda sempre più competitiva. Noi vogliamo essere tra 18 mesi, diciamo tra 2 anni, perché molti colleghi dicono che è una sfida quasi irraggiungibile, ma io ci credo fortemente. Noi vogliamo essere tra 2 anni l'azienda ICT di informatica pubblica più all'avanguardia d'Italia, e sono convinto che riusciremo a raggiungere questo traguardo. Grazie Presidente per Grazie averci raggiunto qui nel salottino. So che non è neanche stato facile raggiungere il posto, perché ovviamente le strade sono chiuse per garantire la sicurezza, ma ce l'abbiamo fatta, anche lei ha fatto la sua corsa. Grazie mille. Grazie.